Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè, ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio, benvenuti a Due ciacole al caffè, qui in Piazzetta Vigo in versione estiva con Gigi Tenca, tutto attaccato perché lui quando si presenta, lui si chiama Luigi Tenca, ma insomma non ha bisogno di presentazione, lo conoscono tutti in città, dice io mi chiamo Gigi Tenca tutto attaccato ed è solo uno, il minimo dei suoi numerosissimi vezzi, vero Gigi? Benvenuto, ciao, grazie di essere venuto questo pomeriggio. Mi sono vestito di bianco. Perché? Sì, non so perché. Per indicare la purezza, per che cosa? Sì. Il tuo cuore di bambino. Senti Gigi, io ho detto che ti conoscono tutti in questa città per una serie di ragioni, perché Gigi fa un mestiere serissimo, fa il cancelliere, lo ha fatto per molti anni a Chioggia, in questo periodo è ad Olo, poi intanto torna a Chioggia, insomma va e viene. È un mestiere serissimo, perciò lui è conosciuto da tutti gli avvocati, giudici, eccetera, però in lui c'è una vena artistica molto importante. C'è da dire che però in cancelleria lavorava un tuo illustre concittadino, quasi concittadino, dai, Carlo Goldoni, che anche lui aveva una vena artistica molto importante. Continui a tirare l'intervista, fai tutto te, domanda e risposta. Perché presentarti a un'impresa è impossibile, ci vogliono 20 minuti. Allora adesso io ti chiedo, rispetto alla tua vena artistica, che non è rispetto alla commedia come Goldoni, ma è sulla musica, perché tutti i musicisti di Chioggia conoscono Gigi Tenca. Gigi Tenca suona da un sacco di tempo, ha avuto un sacco di gruppi, adesso ha un gruppo che ci presenterà lui, si chiama, il tuo gruppo Manzoni. Si chiama Manzoni, e ha in uscita un nuovo CD che si chiama Cucina povera. Cucina povera. Allora, intanto Contro per esempio i calamari ripieni di scampi, che odio. I calamari ripieni di scampi. Preferisco e tu lo canti i però questa cosa? Preferisco i calamari e i scampi separati. Preferisco per esempio che il prezzemolo non venga tagliato col coltello ma a centimetri, a millimetri 2 eccetera, ma piuttosto sbriciolare con le mani. Senti, ma perché non hai fatto un libro di cucina e invece hai deciso di cantarla? Perché Gigi Gigi canta, non è che moda. La cucina è di moda e quindi tu... Che ne parla tutti di cucina, tutti quanti vanno a mangiare eccetera. A me mi impegna per fin tredicesimi per andare a mangiare il gambero rosso, a mangiare le calandre eccetera. Adesso ritengo che sia finita quell'epoca, che sia ora di ricominciare a cucinare sbriciolando il prezzemolo con le mani o triturandolo con le mani, uccidendo l'animale semmai. Senti, ma questo con la musica che cosa ha a che vedere? La cucina povera è anche una minestra di fasioi. Sì, ma con la musica che cosa ha a che vedere? Che bisogna che sia tutto semplice, anche il testo di una canzone bisogna che sia semplice. Perché il tuo ruolo in questo gruppo Manzoni è quello di scrivere i testi e di cantarli, sì, no? No, di cantarli, di recitarli, di parlarli, di voce che ne ho pochissima, che gli accordi siano semplici, che ne sia magari uno solo, portare all'eccesso, anche 15 minuti, sull'ultimo disco che sarà una canzone che dura 17 minuti e si è fatta praticamente su 2 accordi. Ma chi ascolta poi a un certo punto si suicida? No, non credo, perché per esempio una nostra comune amica l'ha ascoltata e le piace molto, è la canzone che preferisce. Senti, ma con questo gruppo tu hai fatto anche delle cose importanti. Ma sì, siamo stati recensi anche del Manifesto, dal Mucchio Selvaggio, robe abbastanza importanti, insomma, per Vi siete esibiti anche in palcoscenici abbastanza importanti? Madonna sì, siamo andati al Miami, che è una delle più grandi manifestazioni di musica indipendente e non. In questo periodo si svolge, siamo andati a Radio Sherwood, alla festa di Radio Sherwood, abbiamo suonato a Perugia, a Milano 3-4 volte, a Torino. Adesso dobbiamo andare a suonare a Roma. Senti, ma il tuo gruppo lo vuoi un po' ricordare? Perché poi il suo gruppo di Gigi non è che sia, lui dice che è un sessantenne, ancora non ce li ama, insomma si tira avanti, ma i suoi musicisti, la sua band non è che sono dei sessantenni, hanno un quarto dei suoi anni. In 4 fanno la mia età. In 4 fanno la tua età, perfetto. Qual è
cos'è che ti lega con questi ragazzi? Perché tu hai sempre suonato con dei ragazzi, anche nei gruppi che avevi prima. Sì. Cos'è che vi lega? Cosa fa in modo Non che Peter- loro non guardino a Peter te Pan, come non Peter Pan. Non Peter Pan. Non Peter Pan. Quindi non è che tu sei No, un ragazzino. no. E allora che cosa è? Loro che si diventai vecchi, tutto Loro che sono diventati all'improvviso. tutti? Sì. Dai, su, fai... Sì, è vero. Ma tu come ti trovi a suonare con dei ragazzi, ad essere guardato anche come un po' un modello, perché loro ti adorano? No, per carità, un modello no. Cioè, però, i miei amici, e io sono un amico loro. Cioè, voglio dire, avere un amico di 80 anni e un amico da 20, è la stessa roba alla fine. Cioè, l'amicizia non ha età. E adesso stavo parlando con due signori che quello seduto là aveva 86 anni, l'altro 78. E ci è venuto a parlare, passare il tempo insieme, così. Senti, E col Fiorenzo, con l'Emilio, col Carlo e con Ummer, che è il più giovane. Che ha? È il più giovane. Sì, ma quanti anni? Non è tanto giovane, perché per il rock, se ti ha 30 anni ti sei vecchio, sia chiaro. Il nostro sarebbe, nonostante la mia età, cioè voglio dirti, se anche ti cavassi via Gigi Tenca, un gruppo vecchio, pensa. E Carlo ha 40 anni, l'Ummer 35, Fiore 35, l'Emilio 36, voglio dirti, ma sarebbe un gruppo vecchio ugualmente. Cioè Mino che porto via niente. quindi dici siamo in comunque gioventù. fuori, quindi sia loro che io siamo tutti fuori target come gruppo rock. Sì, noi altri siamo tutti quanti da Senti, umpa. cosa ti piace del rock? Cosa che ti dà il rock? La A me non musica? piace, a me piace sentire un giro e metterci delle parole ed è come alla fine fare un cruciverba. Cioè voglio dirti, scrivere un testo di una canzone, intanto ti devi capire se ci puoi mettere tante parole o poche e hai uno spazio, come 10 caselle, 4 caselle di un cruciverba. E tu la bravura, diciamo, la bravura non sei in quello che ti scrivi, perché alla fine la bravura sei anche fare il cruciverba a panza in aria, così di notte, mentre che ti sei bravo a fare anche Bartezzaghi, quando che ti fa Bartezzaghi anche a panza in alto, ti viene tutto quanto e ti riesci a riempire tutte le caselle giuste, eccetera. Ecco, ti sei bravo, ma non bravo a scrivere quello che ti scrivi, magari sei monai quelli che scrivo, però ti sei bravo a scrivere quando che ti accorgi che su quella canzone che va 10 parole, su quella 1000, su quella, hai capito? E questa è una cosa faticosa? No. Per te? No, è istintivo, cioè l'ho dentro, molto probabilmente sta Beh, tu roba. però racconti delle storie, adesso No. Cucina Povera, hai un messaggio, lo hai detto all'inizio, Cucina altre Povera, volte sì. tu l'hai fatto, tu racconti delle storie nelle tue canzoni in realtà, che sono storie che affondano le radici nella tua vita, nelle tue Beh, sì. esperienze. È quella che preferisco, dove saremo noi quando cadrà la luna. E che scenario ipotizzi? Lavoreremo come sempre, E cosa succederà? nessuno assente e nessuno in ferie. Nessuno in ferie. E cosa succederà quando cadrà la luna? Che il re, l'imperatore scamparà e noi altri saremo Dio a lavorare come deficienti. Quindi è un monito a non perdere tempo a A fare sgobbare la con i rivoluzione. paraocchi? A fare la rivoluzione completamente, cambiare tutto, a votare i metalmeccanici al potere, Adesso i tecnici a potere, i metalmeccanici a potere. 3 anni dei Monti e 3 anni dei metalmeccanici, vediamo se cambia qualcosa. Altrimenti ne toccherà andare a lavorare sempre, non faremo mai ferie, adesso noi altri statali ne taglieranno anche i E stipendi. se cadrà la luna non ce ne accorgeremo nemmeno perché staremo No, perché lavorando. saremo Dio a lavorare, mentre il re con tutta la soccorte di Mario Monti, della Ferrero, dei Berlusconi, eccetera, scamparà. Ho capito. Quindi Questa è la storie, migliore. cucina, politiche... Cucina e nonno. Cucina e E nonno, nonno, ecco, io sono diventato mi hai nonno, ahimè, anticipato brava. Perché era alla- la domanda che alla finiva, bene- che finiva l'intervista. E allora, E cioè, invece no, adesso ti dico un'altra cosa. sono diventato nonno. Tu sei nonno di una bimba che si chiama... Pesa 7 kg ed è bellissima, ha delle guance magnifiche.
E se ti vuoi ti scrivo anche, te Senti. dico anche una parte di un testo dell'ultima canzone che fermo in scaletta del solito noi altri. No, questo lo ascolteremo direttamente No, da perché te. è per lei e dopo finimo. Da quando che è nata Bianca non ho bisogno di prendere sonniferi per dormire. E questa qua è una roba molto bella. Senti, ma questa nipotina che immagine vuoi che abbia del suo nonno? Che messaggio pensi di poterle mandare? Quella che a tutti. Che è la persona più semplice del mondo e che qualsiasi roba che gli chiede gli altri, se ha poi la fa, anche se non ha poi, tenta di farla. Senti, i prossimi progetti musicali? I prossimi progetti Quando musicali... esce intanto il disco? Perché non ce l'hai detto? A settembre. E lo promuoverete da qualche parte? Non lo so, adesso queste cose stronzate di cui non mi occupo, perché mi piace soltanto scrivere il testo sul giro dell'Emilio. Quante canzoni ci sono? Quanti o brani del ci Fiore. sono? Non lo so neanche. Non lo sai neanche quanti pezzi ci sono. Vabbè, non ci vuole svelare Però niente, questo è un pretesto, siamo dice andati che a non lo sa, ma non Bologna a è vero. registrare, abbiamo fatto delle belle settimane. Tu non sai propriamente Chioggiotto, No. ma che legame hai con questa città? Ti ci senti Chioggiotto oppure ti senti adottato? La amo. Mi penso che ho cominciato a amare Chioggia quando chi Chioggioti voleva andare via, e tanti Chioggioti anche adesso vogliono andare via da Chioggia perché ne sente Chioggia come che la sento me. Chioggia è un paese magnifico. Perché? Ma non soltanto che per cosa i colori. lo rende magnifico? La gente stessa, che quando che ti accetta non ti molla più. Sembra Ti- soffocante questa cosa, un po' da come la dici però. Non ti molla più nel senso che non ti molla più, si ti vede che scadi in acqua e ti dà una mano. Chioggia è un paese magnifico. Io adesso abito ad Olo, chi lo sa. Il paese ti dove trovi? sono nato, una schifezza. Cioè non una schifezza, per carità, ma è un paese comune. È una bellissima cittadina. È un paese normale. E Chioggia invece no. No, è straordinaria. Un difetto di questa città? Non ce lo troviamo. Giuseppe Casson? Ma dai! che, No, va che scherzo. che è un tuo amico dell'ora, della primissima ora. No, per carità no. Quindi Un Gigi difetto oggi ci ha decioso. raccontato un sacco di cose per dispetto, perché in realtà lui più che aspetta. Peter Pan è, insomma, è un dispettoso di natura. Senti, una cosa che ti piace raccontare ai ragazzi e poi ci salutiamo perché qui stiamo sforando ampiamente. I ragazzi quando che vogliono andare a mangiare in un ristorante mi domandano a me. Perché ti sei fatto fama di essere un estimatore Ma non della cucina. non un estimatore, perché altrimenti Un conoscitore. mi calo sul piano di altre persone che non entrerò mai in polemica con uno che dice che per fare il risotto bisogna Vabbè. buttare il brodo tutto quanto in un colpo solo o a slungarlo man mano. Vabbè, loro ti chiedono consiglio e tu che dici? Questa cosa è già importante per me, vuol dire che si fida di me. Ah, ho capito. Quindi non è importante la risposta ma la domanda. Esattamente. E se le persone di 20 anni o se le persone di 80 che viene in ufficio da me a domandarmi qualcosa, digli su, ecco, mi ripeto. Tutto qua. Va bene, allora noi... Non sono un tipo allegro, comunque. lo sappiamo, ma insomma... Cioè, sembra da nervista che sia il pagliaccio del paese, ma non è così. Mi ho una tristezza dentro Beh, però fondamentale la maschera di matto del paese Brava, un po' ti piace. Ecco, esattamente. Ciao. Con il duplice aspetto Ciao. del matto. Sono nonno. Ecco. E finiamo l'intervista. E cosa Ciao, ti nonno dà Gigi, essere allora? nonna? Cosa ti dà essere nonno? No, beh, questo te lo sei chiesto tu, ma puoi risponderti tranquillamente. Era la domanda che mi volevi. No, mi hai letto nel pensiero, ma adesso, No. adesso non te lo chiedo più. È una cosa bellissima diventare nonno. Va bene, Però allora... ascolta, i figli non sono come i nipoti, i figli sono di più. Non sta mai credere a un nonno che dice che più di mia figlia, cazzate. Falso, ecco. False. Ci ha anche smontato l'idea del nonno. Però è tanto bello toccare ste ganasse, strucargliele e dormire ridendo e pensando alle ganasse di Tonevoda. Va bene, allora ti auguriamo tanti buoni sogni e tanti auguri a Bianca. Ciao Ale, ciao. Grazie Gigi. Ciao. Arrivederci a tutti e al prossimo appuntamento con 2 ciacole al caffè al Baruffino. Arrivederci.